Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Nel segno di un sole estivo, il secondo giorno del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Un'edizione, la 58esima, particolarmente importante perché dovrà offrire un dettagliato check-up dell'equitazione italiana a soli 3 mesi dai campionati del mondo che sono in programma a Stoccolma, a cavallo fra la fine di luglio e gli inizi di agosto. Mentre vi parlo è in corso il premio Il Messaggero categoria a tempo, però vale la pena ricordare quanto è successo in queste prime 2 giornate di gara. Il concorso ippico romano non si è iniziato nella maniera più felice per i colori azzurri, infatti non ci sono stati risalti, primi piani fino a questo momento per i nostri cavalieri, però oggi abbiamo riscontrato alcuni piazzamenti che lasciano ben sperare per il prosieguo di questa manifestazione sempre molto sentita. Andiamo dunque, prima di occuparci del premio Il Messaggero, a vedere quanto è successo finora. La gara d'apertura, il premio delle Azalee, una categoria a tempo, è stata vinta da Pierre Durand, Francia, su Pimpin du Vallon, davanti al tedesco Otto Becker su Benjamin, al terzo posto Carlos Lopez per la Colombia con Winston di San Patrignano. Intanto anche il danese Bjorn Ikat su Felix ha ottenuto un percorso netto con il tempo di 75,62. Torniamo alla prima giornata. Il premio Hug categoria barrage ha visto la vittoria dell'inglese Michael Whittaker su Gipfelsturmer davanti a Stefan Lauber per la Svizzera su Lugano II e a Ludo Philipp Herz per il Belgio in sella a Optieber Vanna. La prova conclusiva di ieri, il premio Comune di Roma assessorato allo sport categoria a 2 fasi, ha fatto registrare la vittoria di Ludo Philipp Herz, Belgio, in sella a Optieber Fidelgo. In seconda posizione l'intramontabile brasiliano Nelson Pessoa con Vivaldi e in terza posizione il tedesco Otto Becker su Larry, nostra vecchia conoscenza, che è stato montato per più di 3 anni da Giorgio Nuti. Ora è in campo per l'Italia Elena Salvadori su Hawkill, un castrone grigio di origine irlandese di 10 anni. Ventenne, Elena Salvadori è nata a Brescia, medaglia d'oro ai campionati italiani juniores nell'84. Con il percorso di Elena Salvadori cominciamo a prendere confidenza con il tracciato del premio Il Messaggero, una categoria a tempo, quindi in caso di 2 o più concorrenti a pari penalità classificherà il tempo, in caso di ulteriore parità ancora un barrage. 4 penalità per Elena Salvadori e Hawkill. Vedremo 46 binomi sfilare sul verde di Piazza di Siena, la velocità a 350 metri al minuto, la lunghezza del percorso 460 metri, tempo massimo 79 secondi, tempo limite 1,58. 158 secondi, quindi 11 ostacoli per 13 salti. Infatti Marcello Mastronardi ha inserito 2 combinazioni, 2 gabbie. Intanto vediamo Alessandro Galeazzi, 33enne di Acqui Terme in Piemonte, risiede da molti anni a Roma, è stato campione italiano assoluto nel 1979 ed è uno dei 5 cavalieri designati dal selezionatore tecnico Graziano Mancinelli per l'equipe che domani dovrà difendere i colori italiani in Coppa delle Nazioni. Di questi 5, naturalmente, uno dovrà accontentarsi del ruolo di riserva. Seguiamo comunque Alessandro Galeazzi in sella a Spirit of Jost, un castrone baio di origine olandese di 10 anni. Ha già commesso un errore Galeazzi, 4 penalità per Spirit of Jost. Ora il cavaliere azzurro si avvia ad affrontare
la seconda gabbia, il primo elemento è un passaggio di sentiero, il secondo un verticale, ed ora l'ostacolo conclusivo, un passaggio di sentiero. 4 penalità nel tempo di 71 e 29. Un errore per Spirit of Just, tempo 71 e 29. Vi ricordo che oltre a Galeazzi, gli altri cavalieri prescelti per formare l'equipe ufficiale italiana sono Filippo Moierson, Giorgio Nuti, Arnaldo Bologni, Gianluca Palmizzi. Soltanto questa sera, dopo questa categoria, Graziano Mancinelli comunicherà ufficialmente chi sarà la riserva e chi invece saranno i 4 moschettieri che difenderanno i nostri colori. In campo per il Messico Gerardo Tatzer su Brewstar, un castrone sauro di origine tedesca di 12 anni. Alla Coppa delle Nazioni di domani parteciperanno 12 equipe, 12 squadre ufficiali. Vedremo anche dei percorsi a titolo individuale. Comunque questo l'ordine d'apparizione: 1 Irlanda, 2 Danimarca, 3 Svizzera, 4 Germania, 5 Belgio, 6 Gran Bretagna, 7 Brasile, 8 Olanda, 9 Australia, 10 Francia, 11 Italia, 12 Giappone. Dopo aver ricordato i risultati della giornata inaugurale, vediamo cosa è successo in mattinata, oggi e nel pomeriggio. Nel premio Barbour categoria barrage, vittoria tedesca, Otto Baker molto in forma in sella Benjamin. Al secondo posto il nostro Luca Codecasa con Full, e in terza posizione Evelyn Blaton per il Belgio in sella Conny. Intanto 4 penalità per Gerardo Tatzer in sella Brewstar per il Messico. Buon tempo di 62,34. Circa un'ora fa si è concluso anche il premio Giardino del Lago, categoria difficoltà progressive. Vittoria francese con Hervé Godignon, cavaliere molto prestigioso, in sella Moët-Chandon la Belletière, e in seconda posizione troviamo Gianluca Palmizzi per l'Italia con Sugar Candy. Al terzo posto un altro cavaliere azzurro, Diego De Riu su Loro Piana Nippon d'Aubry. Dunque un piazzamento di Luca Codecasa nella categoria barrage e un terzo posto di Gianluca Palmizzi e Diego De Riu nel premio Giardino del Lago, categoria difficoltà progressive. Si attende ancora il bersaglio pieno da parte dei nostri cavalieri. Intanto in campo per la Danimarca Carl Johan Krabbe su Gazelle, un castrone sauro di 15 anni di origine francese. Il verticale a ventaglio è alto 1,50 m. Ora si va ad affrontare la prima gabbia. Il primo elemento è un verticale di tavole 1,50 m, il secondo una triplice 1,50 x 1,80 m. Poi si passa al verticale rustico 1,5 m, quindi l'Oxer con muretto e siepe 1,50 x 1,60 m. Si gira a mano sinistra per affrontare l'Oxer a croce, un falso largo 1,5 m x 1 metro, quindi il passaggio di sentiero 1,5 m x 1,60 m. Ancora il verticale su muretto 1,5 m x, che immette alla gabbia. Primo elemento un passaggio di sentiero 1,5 m x 1,60 m, secondo elemento un verticale 1,5 m. È netto nel tempo il percorso di Carl Johan Krabbe, 76,50. Un tempo di 76,50. Sanko Gazelle, le temps 76,50. E in campo per Intanto le telecamere della squadra esterna 2 di Roma, pilotate da Roberto Gambuti, ci mostrano una fase rallentata del percorso che abbiamo appena seguito, ma è già in campo un altro cavaliere azzurro. Si tratta di Roberto Arioldi, in sella Loro Piana Lagan Bridge, un castrone baio di 11 anni di origine irlandese. Spesse volte Roberto Arioldi ha partecipato al concorso ippico internazionale di Piazza di Siena
e molto volentieri se ha giudicato qualche categoria, in particolare è sembrato affezionato al premio delle azalee che tradizionalmente accoglie con il suo profumo il pubblico sempre numeroso che segue il concorso romano. Non ha cominciato comunque bene Roberto Arioldi, ha già ottenuto 8 penalità. Nell'87 campione italiano. Lo scorso anno, sia pure ex aequo, si è aggiudicato la prova di potenza qui al concorso ippico di Piazza di Siena. Al termine di questo percorso andremo a vedere i binomi che hanno ottenuto un percorso netto. Vi ricordo che il tempo massimo è di 79 secondi, non lo supera Roberto Arioldi, dunque 8 le penalità per il Cavaliere Azzurro. Ora in campo per la Svizzera Philippe Gerda su Alfa Romeo Lanciano, un castrone baio di origine tedesca di 14 anni. Fino a questo momento nel premio Il Messaggero i percorsi netti sono quelli di Attash, montato da Jürgen Ken per il Lussemburgo, miglior tempo con 64,51. Senza errori anche il messicano Jaime Azcarraga con Chin Chin 70,06. Poi percorso netto per Stefano Cesaretto in sella Luis 72,79, per André Johan Peter Brasile 75,57 su Heartbreaker, per Ludger Verbaum Germania 68,21 con Almox Gazelle, e per l'irlandese Paul Darragh in sella a Kililea 67,54. Poco fa abbiamo visto in telecronaca diretta il netto del danese Karl Johan Krabbe su Gazelle. Ora lo svizzero Philippe Gerda su Alfa Romeo Lanciano, 38enne, ha debuttato con la squadra ufficiale rossocrociata nel 74, ha fatto parte della squadra quinta classificata ai Giochi Olimpici di Los Angeles. Medaglia d'argento a squadre agli europei dell'85, è un habitué di Piazza di Siena. Per il momento classifica capeggiata da un lussemburghese, si tratta di Jürgen Ken su Attash, percorso netto in 64,51. Per quanto riguarda le due gabbie approntate da Marcello Mastronardi, vi posso dire che la distanza fra un elemento e l'altro della prima è 7,40 metri, corrispondente a un tempo di galoppo, per la seconda 10,50, 2 tempi di galoppo. Intanto 4 penalità nel tempo per Philippe Gerda. Un errore per Alfa Romeo Lanciano, tempo 73,73. 4 points, le temps 73,73. Abbiamo visto all'opera in precedenza anche Giorgio Nuti, uno dei cavalieri più abili. In sella Match Ball ha ottenuto 5 penalità e 3 quarti, una e 3 quarti per aver superato il tempo massimo. Giorgio Nuti ha commesso un solo errore, se mi è consentito una leggerezza, infatti ha battuto il primo ostacolo, un verticale con balaustra con altezza 1,45 m, che non ha costituito un'insidia probante per alcun concorrente. Dunque deve essere giudicata abbastanza positiva la prova di Giorgio Nuti.
In campo per il Brasile Luciana Diniz su Fifi du Becquet, un cavallo intero di origine francese a 9 anni. Questa amazzone 25enne risiede abitualmente in Brasile, anche se naturalmente gli impegni europei la tengono molto spesso lontana dal suo paese. Campionessa brasiliana juniores, l'anno scorso ha fatto parte della squadra ufficiale al concorso internazionale di Aquisgrana. Conclude con 8 penalità, però c'è anche un'infrazione di tempo che, ripeto ancora, è di 79 secondi. Dunque bisognerà aggiungere anche un quarto di penalità alle 8 collezionate sugli ostacoli. 8 e un quarto per Luciana Diniz, brasiliana. Ora un cavaliere tedesco, Norbert Kouf, in sella a Prinz Regent, un castrone sauro di origine tedesca di 9 anni. Norbert Kouf, 35enne, ha ottenuto il bronzo a squadre ai campionati d'Europa nel 77 e invece addirittura medaglia d'oro nell'81 sempre a squadre, campione del mondo a Dublino nell'82. Un cavaliere importante dunque, finora è netto il suo percorso in sella a Prinz Regent. Superato anche l'Oxer con muretto e siepe, si avvia ad affrontare il falso largo numero 7. È una gara molto insidiosa questa, perché ovviamente oltre a cercare di passare indenni sulle barriere bisogna tenere d'occhio il cronometro, e vi ricordo che il tempo da battere è quello del lussemburghese Jürgen Ken, 64 e 51. Conclude la sua fatica il cavaliere tedesco, percorso netto in 76 e 81. 0 in 76 e 81. Sans faute, le temps 76 et 81. Siamo all'incirca a metà gara, abbiamo la situazione dei primi 4 cavalli, il primo è a TAS per ora, con Jürgen per il Lussemburgo, tempo 64 e 51, il secondo Intanto è rivediamo ancora una parte rallentata del percorso del cavaliere tedesco. Almost Gazelle, Gorbert Round della Germania 68 e 21, quarto Chin Chin con Azcarraga, Messico 70 e 06. Ora un altro cavaliere danese, si tratta di Christian Skovrider, Montagranit, un castrone sauro puro sangue di origine danese di 8 anni. Christian Skovrider, trentenne, si è rivelato all'attenzione internazionale lo scorso anno, sesto ai campionati nazionali. Nell'89 ha ottenuto un quarto posto nel Gran Premio Danish Sass e con la squadra ha vinto i campionati nordici. C'è già un errore per il cavaliere danese.
Intanto vi posso dire che per quanto riguarda la Coppa delle Nazioni di domani è stato deciso che al secondo giro parteciperanno tutte le equipe, non ci saranno eliminazioni. Granit, penalità 12 e un quarto, di cui un quarto per aver superato il tempo. Intanto 12 e un quarto per Granit e per Christian Skovrider. 12 fourth, 1 quarter, 69 seconds and 63. E tornando al discorso della Coppa, l'augurio è che finalmente liberi dall'ossessione di non arrivare a disputare il secondo giro, i nostri cavalieri azzurri riescono a regalare una soddisfazione al pubblico. Per il Belgio, Jean-Claude Vangenberg su Just in Time, un altro cavallo intero, è irlandese, a 9 anni. Vangenberg, presente in diverse edizioni qui a Piazza di Siena, lo scorso anno ha vinto il Gran Premio Roma, che vi ricordo è programmato per domenica prossima, è una delle prove più prestigiose del concorso ippico romano. Lo ha vinto in sella Queen of Diamonds. Nell'occasione monta Just in Time. Appena in tempo, la traduzione letterale, e chissà che ci sia celato nel nome un destino, infatti è proprio al tempo che deve guardare il cavaliere belga se vuole issarsi ai vertici della classifica di questo premio Il Messaggero. Comunque vedete che sulla destra potete seguire il tempo, c'è già un errore, non avrebbe comunque scalzato il lussemburghese dalla prima posizione. Finisce con 4 penalità e 3 quarti Jean-Claude Vangenberg. 3 quarti per aver superato il tempo massimo, tempo impiegato 81 e 12. Ed ora signori è un momento importante perché sta per entrare in campo il brasiliano Nelson Pessoa su Moët Chandon Vivaldi, un castrone baio di origine irlandese di 13 anni. Si tratta di uno dei cavalieri più prestigiosi in assoluto, un cavaliere che ha dato filo da torcere anni fa ai nostri migliori rappresentanti di questa disciplina, alludo ai fratelli Dinzeo, a Mancinelli, a Orlandi, e che tuttora è d'esempio per i tanti giovani che si affacciano alla ribalta di questa disciplina. Ha 55 anni, risiede da molto tempo in Europa, ha partecipato ai Giochi Olimpici del 56, del 64, del 68, del 72, innumerevoli le sue presenze ai campionati d'Europa e alla passerella mondiale. Pensate, ha disputato oltre 50 Coppe delle Nazioni, secondo nella finalissima di Coppa del Mondo nell'84 Nelson Pessoa, un maestro. E attenzione anche al tempo perché potrebbe riservare qualche sorpresa. 62-14, 62-14, percorso netto, e con 62 passa al comando della 14 classifica provvisoria. Pessoa, Nelson Pessoa si piazza al primo posto della classifica provvisoria con Moët Chandon Vivaldi. Vedete che lo speaker ufficiale del campo, il dottor Capuzzo, non ha saputo trattenere un risolino, infatti chiaramente alludeva a questa incredibile intramontabilità di Nelson Pessoa, che si diverte ancora a dare lezioni di monta ai più giovani. Nelson Pessoa, percorso netto 62-14, in sella Moët Chandon Vivaldi. Capeggia la classifica provvisoria. Ora un altro rappresentante della
folta pattuglia danese, si tratta di Søren Knudsen, in sella Rainbow, un castrone sauro di 10 anni di origine olandese. Comunque, visti i primi percorsi, ormai abbiamo superato metà gara, mi pare di poter dire che il 62-14 del cavaliere brasiliano sarà un punto di riferimento importante e comunque difficilmente battibile per chiunque. Søren Knudsen, 30 anni, risiede a Ebeltoft, campione individuale e a squadre ai campionati scandinavi nel 1989. Søren Knudsen conclude con 8 penalità in sella Rainbow. E adesso un cavaliere inglese, si tratta di Peter Charles su Els. Eccolo puntualmente inquadrato dalle nostre telecamere. Per la Gran Bretagna è in campo Peter Charles, su Els, trentenne, numero 108. risiede nel sud dell'Inghilterra. Fra i suoi risultati migliori ricordiamo la vittoria nella prova di Coppa del Mondo a Bruxelles nell'85 e un quarto posto a Toronto. Monta Els, un castrone baio di 9 anni di origine inglese. Per ora direi che la selezione è avvenuta grazie alle due combinazioni, in particolare l'elemento d'uscita della seconda gabbia ha mietuto diverse vittime. Ieri ho avuto modo di parlare con il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Mauro Checcoli, il quale si augurava di vedere i Cavalieri Azzurri a un livello di competitività accettabile, magari non in grado di puntare alla vittoria, ma comunque in grado di garantire percorsi decorosi e validi. 67 and 16, 8 le penalità per Els, tempo 67 e 8 16. penalità per l'inglese Peter Charles. Per la Francia. Ora è un altro momento importante, Hervé Godignon per la Francia in sella Moët Chandon France. Hervé Godignon ha già centrato il primo bersaglio nel pomeriggio, vincendo il premio Giardino del Lago categoria a difficoltà progressive su La Belletière. Ora presenta Prince, uno stallone baio di origine francese di 9 anni. Godignon, 38 anni, vanta innumerevoli partecipazioni al concorso ippico romano. Ha debuttato con l'equipe transalpina nel 1977 e da allora ha difeso i colori francesi in oltre 30 occasioni. Guardate, un cavallo di modello veramente imponente. Vediamo se alla morfologia direi perfetta, assomma anche un'agilità, una velocità che gli possono consentire di inserirsi nelle prime posizioni della classifica, ma vediamo che c'è già
un errore da parte del binomio francese, 4 penalità per Godignon. Un errore bissato al primo elemento, ancora una volta, della gabbia. Conclude Godignon con 8 penalità nel tempo. In testa dunque Nelson Pessoa, Brasile, percorso netto in 62,14. Quest'anno Pessoa ha portato a Piazza di Siena anche il figliolo, chiamato Risponde. Eccolo infatti fare il suo ingresso in campo. In sella a Special Envoy, un castrone sauro di origine irlandese di 10 anni, un cavallo che, come si dice in gergo, sa leggere e scrivere, anche se naturalmente, essendo agli inizi della stagione, ha addosso qualche chilo di troppo. Però vedete che il giovane Pessoa sente la necessità di fare bella figura, soprattutto nel momento in cui il padre è in testa alla classifica, si sta dando un gran da fare, e questa velocità di base comporta naturalmente dei rischi. C'è errore al primo elemento della gabbia. Qualcuno qui in tribuna stampa commenta che il padre non avrebbe fatto questo errore. Rodrigo però puntava a vincere perché è stato velocissimo, peccato per quell'errore. 59, 61 e 04, avrebbe vinto senza quell'errore. 61 e 04. Comunque 4 le penalità per il giovane Rodrigo Pessoa. 4 le penalità per Moichandon Special Envoy. Papà aveva fatto 62-14, non papà di Moichandon, ma il papà di... Ora un cavaliere italiano, si tratta di Simone Sed, monta Light Day, una femmina sauro di origine francese, anziana, 17 anni. Simone Sed ha 23 anni, è romano, sergente dell'aeronautica militare. Debutto in campo internazionale nell'85, nell'86 è stato il miglior cavaliere italiano al concorso di Cortina su neve, medaglia d'argento ai campionati italiani lo scorso anno. Simone Sed. Classifica provvisoria cappeggiata dal brasiliano Nelson Pessoa, netto 62,14. In seconda posizione il lussemburghese Jürgen Ken su Attache, 64,51. La gabbia, attenzione, brivido al primo elemento, c'è errore all'elemento d'uscita, ancora una volta. Applausi comunque per Simone Sed che conclude in 66 e 73, 4 penalità per Light Day. E ora, se la scaletta non ci inganna, dovremmo vedere Michel Robert. Vediamo comunque l'attimo dell'errore del cavaliere azzurro. Per la Francia
in campo al Michel verticale Robert d'uscita della gabbia. su Nerva, numero 144. Bellissima questa sequenza rallentata. Ed ora il pubblico, sempre numeroso, invogliato anche da una giornata un po' ventilata ma comunque molto apprezzabile dal punto di vista atmosferico. Ora per la Francia Michel Robert, 42 anni, campione nazionale di completo nel 71. Ha vinto qui a Piazza di Siena nell'85 il Gran Premio Roma, nell'86 bronzo a squadre ai mondiali di Aquisgrana. È stato campione francese nell'83 e nell'86, bronzo ai giochi di Seul, bronzo a squadre. Invece a livello individuale si è piazzato in 16ª posizione. Michel Robert monta Nerva, una femmina baio di 11 anni di origine francese. C'è una piccola esitazione, ha voluto scegliere la traiettoria più giusta per affrontare la gabbia. Comunque ha commesso errore su questa combinazione. 4 penalità per Michel Robert e per Nerva. 63 e 14 il tempo, 4 le penalità per Nerva. 4 penalità, Impietose le nostre telecamere tornano sul luogo del delitto, e cioè alla gabbia, dove Michel Robert ha commesso l'unico errore del suo tracciato. Vedete, con il posteriore Nerva ha battuto il verticale d'uscita 1,5 metri. Adesso per l'Olanda Emil Hendricks. Siamo a 11 cavalli al termine della Su categoria. October La Paz, 62, una femmina di mantello sauro Holstein, 9 anni. Questo cavaliere ha 35 anni, ha partecipato ai campionati europei nell'81, quarto individuale, medaglia di bronzo a squadre. Dunque un altro cavaliere di provata esperienza internazionale. L'olandese Emil Hendricks. Conclude il cavaliere olandese con 12 penalità nel tempo, in sella a La Paz. October La Paz, penalità 12, tempo 68 e 02. Intanto sta preparando il suo ingresso in campo un cavaliere tedesco. 02. Si tratta di René Tebel, in sella Winnie Pooh, un castrone sauro di 9 anni di origine tedesca. Numero 154. René Tebel ha 22 anni, dunque molto giovane, però è considerato l'enfant prodige della squadra tedesca, qualificato per i Giochi Olimpici di Seul. È già stato qui a Piazza di Siena lo scorso anno. In quella circostanza si è messo in discreta evidenza. René Tebel in sella Winnie Pooh.
verticale con balaustra, Oxer verde, si gira a mano destra per affrontare un verticale a ventaglio 1,50 m. Bene anche qui. Ora la gabbia. Il primo elemento è un verticale di tavola e il secondo è una triplice. Verticale rustico. Oxer con muretto e siepe. Falso largo. Passaggio di sentiero. Verticale su muretto. Ora la gabbia non può battere il tempo di Nelson Pessoa. Comunque conclude con un apprezzato percorso netto. René Tebel per la Germania in sella a Winnie Pooh. Senza penalità, nel tempo di 71,31 si inserisce al sesto posto provvisorio della classifica. Il tempo è di 71,31, gli vale il sesto posto della classifica provvisoria. Andiamo a contare i binomi che non hanno commesso errori in questo premio Il Messaggero. Abbiamo Jürgen Ken, Jaime Azcarraga, René Tebel, Nelson Pessoa, Norbert Kouf, Karl-Johann Krabbe, Stefano Cesaretto, André Johann Peter, Ludger Berbaum, Paul Darragh, quindi sono 10. Il miglior tempo è quello di Nelson Pessoa, ve lo ricordo, 62,14. In campo per la Gran Bretagna Michael Whittaker su Henderson Monsanta, un castrone baio di 12 anni di origine inglese. Trentenne, è il fratello di John, che si è aggiudicato a Dortmund la Coppa del Mondo. Invece in quella circostanza Michael si è comportato piuttosto male e quindi ha portato i suoi cavalli a Roma quasi per punizione, o quantomeno per migliorare l'amalgama e l'affidabilità dei suoi saltatori. Argento alle Controlimpiadi di Rotterdam nell'80, argento a squadre. Percorso netto 66,11. 66,11 con 0 penalità al terzo posto. E segue dunque Pessoa e il cavaliere lussemburghese si piazza al terzo posto della classifica provvisoria con il tempo di 66,11. Per l'Olanda Jenny Zoer su Valandò, un castrone baio di 10 anni di origine olandese. Jenny Zoer ha 20 anni, vanta già una discreta esperienza internazionale. Lo scorso anno ha ottenuto la medaglia d'oro a squadre ai campionati europei Young Riders e poi, sempre l'anno scorso, ha partecipato all'American Fall Circuit riportando un terzo posto in una gara importante nell'internazionale di Washington. Jenny Zoer, Valandò per l'Olanda. Al termine di questo premio Il Messaggero mancano ancora 8 percorsi. Vedete che Jenny Zoer si dà un gran da fare, evidentemente punta a un risultato di primo piano. Seguiamo anche il cronometro,
c'è errore al primo elemento della gabbia, sfuma ogni possibilità di piazzamento per Jenny Zoer e per Valandò. 4 le penalità nel tempo di 66 e 55. Valandò, penalità 4, tempo 66 e 55. Vediamo il momento dell'errore and 55. e vedete la barriera del passaggio di sentiero d'entrata della Per la gabbia Francia è in campo abbattuta. Roger Boss, 4 penalità Jonathan de Ruiz, numero per 3. Jenny Zoer. Ora un cavaliere francese. La Francia, come di consueto, d'altronde si presenta fra i candidati al successo nella Coppa delle Nazioni di domani, anche se è una notizia dell'ultima ora, non potrà schierare Japlou, medaglia d'oro a Seul. Gli addetti ai lavori sostengono che già si sapeva di questo forfait, però Pierre Durand poco fa in una conferenza stampa ha dichiarato che non parteciperà alla Coppa per problemi di sponsor. Peccato davvero non vedere all'opera questo piccolo grande saltatore. Roger-Yves Bost intanto quarto individuale a Dortmund nella finale di Coppa del Mondo, dunque un cavaliere molto molto in forma. Monta Norton de Ruiz, un castrone sauro di 11 anni, ovviamente frutto di quell'inesauribile parco cavalli che è l'allevamento transalpino. Da battere il 62-14 di Nelson Pessoa, non ce la fa, però conclude con un percorso netto. Norton de Ruiz con Roger-Yves Bost. Attendiamo l'ufficializzazione del tempo, è di 70 e 03. Ora in campo Avenir di San Patrignano con il colombiano Carlos Lopez. Avenir è uno stallone baio di 8 anni di origine olandese e a questo proposito è doveroso un discorso sull'iniziativa di Vincenzo Muccioli. La comunità di San Patrignano è presente qui al concorso ippico di Piazza di Siena, un'iniziativa molto lodevole. Muccioli ha acquistato dei saltatori, poi ha ultimato un accordo con Carlos Lopez che ha montato proprio nel centro di San Patrignano questi cavalli. Pare addirittura che Carlos Lopez prenderà cittadinanza italiana. Da notare che i LAD, gli stallieri che accudiscono questi cavalli, che si sono già distinti qui a Piazza di Siena, sono ex tossicodipendenti, ragazzi che cercano in qualche modo di tornare sulla via più corretta, di lasciare alle spalle un'esperienza terribile, e dunque anche un cavallo può avere un peso determinante per il recupero di giovani in difficoltà. D'altronde il cavallo da sempre è a disposizione, a servizio dell'uomo, e in particolare di chi soffre. Vorrei citare i risultati miracolosi che sono stati raggiunti nel campo dell'ippoterapia riguardo ai portatori di handicap. Carlos Lopez, Avenir di San Patrignano,
Percorso netto, vediamo il cronometro, 63,43. Non basta per superare il 62,14 di Nelson Pessoa, però vale al cavaliere colombiano il secondo posto, applauditissimo. Deuxième place du classement provisoire pour Lopez Carlos, 63 et 43 du temps. È in campo per l'Italia Guido Dominici su Leila di Calabria. Pensate numero quanto 9. deve essere importante per i ragazzi che curano questo cavallo aver visto la prestazione davvero eccellente di Avenir di San Patrignano. Voltiamo pagina, un cavaliere italiano, Guido Dominici, in sella a una cavalla italiana di 10 anni che si chiama Leila di Calabria, binomio interamente azzurro dunque. Dominici è milanese, ha 32 anni, ha accumulato una discreta esperienza all'estero, poi in Belgio, proprio presso le scuderie di Nelson Pessoa. Non può comunque battere oggi il suo maestro perché ha già collezionato 4 penalità. ...16 penalità nel tempo per Guido Dominici. Leila di Calabria, 16 penalità nel tempo di 64 e 65. Adesso tocca a un olandese, si tratta di Marcel Dufour, in sella Simply Magic, Simply Magic. un castrone sauro olandese di 13 anni. Simply Magic per l'Olanda, monta Marcel Dufour. Marcel Dufour, 26 anni, vive a Grathem in Olanda, debutto con la squadra ufficiale olandese nell'85, Simply Magic è un cavallo dotato di un'elasticità notevole. Vedete, ha rimediato a una piccola esitazione sul primo elemento della gabbia. Intanto il vento è diventato più insistente, ha addirittura rovesciato un vaso contenente una piantina proprio nel campo di gara. Gli inservienti prontamente stanno provvedendo a rimettere le cose a posto. Intanto è sempre netto il percorso di Marcel Dufour. Però vedete che il tempo non gli consentirà un piazzamento d'eccellenza, se la sta prendendo molto comoda, ha superato addirittura il tempo massimo che è di 79 secondi, quindi c'è un percorso netto, ma ci sarà qualche spicciolo di penalità per l'infrazione di tempo. 2 e un quarto per aver superato il tempo. 2 penalità e un quarto. Le temps 87 e 77. Nessun errore agli ostacoli, infrazioni di tempo, 2 penalità e un quarto per Marcel Dufour e Simply Magic. Campo per l'Australia Brooke Colleen. Ora un cavaliere numero 11. australiano, Brooke Colleen,
su De Niro, questa Amazzone ha 37 anni, un'autentica giramondo, ha preso parte a più riprese a tappe del circuito australiano di Coppa del Mondo, ha vinto a Sydney nell'85 e a Shepparton nell'86. Si è trasferita già da diversi mesi nel vecchio continente e fa capo alle scuderie di Peter Vinton in Belgio. De Niro comunque non è nella giornata migliore, vedete già 12 penalità per il binomio australiano. E rimangono 12 nel tempo di 70 e 67. Breve riepilogo quando mancano ancora 3 binomi al termine. In testa è Nelson Pessoa, Brasile, con 62-14, naturalmente percorso netto. In seconda posizione, senza errori, 63-43, Carlos Lopez in sella ad Avenir di San Patrignano. In terza posizione il lussemburghese Jürgen Ken su Attache, 64-51. Ora tocca a Thomas Buckliner del Liechtenstein su Tania Pipistrel, una femmina sauro di 13 anni. 32enne, Buckliner lavora presso uno studio legale, ha cominciato comunque a montare in età molto verde e ha debuttato in campo internazionale nel concorso di Wolfsburg in Germania. È già stato presente a Piazza di Siena nell'87. Dopo Thomas Buckliner vedremo ancora 2 cavalieri, Frank Slowtak per la Germania e Arnaldo Bologni per l'Italia. Percorso netto, però un'infrazione di tempo, quindi anche per Tania Pipistrel un quarto di penalità. Intanto vediamo che sta facendo il suo ingresso in campo Arnaldo Bologni, quindi non vedremo Frank Slowtak, peccato, un cavaliere molto importante, però mi risulta che sia arrivato proprio all'ultimo momento in aereo dalla Germania in mattinata. È sbagliata la sovrimpressione, si tratta di Mokkaido, un castrone grigio di 8 anni di origine francese, in sella il nostro Arnaldo Bologni, uno dei 5 cavalieri selezionati da Graziano Mancinelli per far parte dell'equipe ufficiale italiana che domani, lo ripeto ancora una volta, difenderà i nostri colori in Coppa delle Nazioni. Arnaldo Bologni è di Reggio Emilia, nato nel 1960,
già partecipato al Sio Romano nell'87, lo scorso anno ha partecipato per la prima volta alla Coppa delle Nazioni. Ha montato per diverso tempo con Uberto Lupinetti, un cavaliere molto valido che non partecipa quest'anno al concorso ippico romano. Non è mancata anche qualche polemica, come è inevitabile, riguardo alle selezioni. Intanto Arnaldo Bologni si è ritirato, quindi posso già darvi la classifica ufficiale di questo premio Il Messaggero categoria a tempo. Le prove si svolgeranno sia al mattino sia pomeriggio con ingresso gratuito. Ricordiamo così. Intanto vorrei avvertire il funzionario di servizio che concluderemo un po' prima del previsto. Fra circa 5 minuti cederemo la linea. La gara è durata meno del previsto, c'è stato qualche ritiro. E ora comunque andiamo a vedere la classifica ancora ufficiosa di questo premio Il Messaggero. Vittoria per il prestigioso brasiliano Nelson Pessoa, percorso netto in 62,14 in sella Moechandon Vivaldi. In seconda posizione per la Colombia Carlos Lopez su Avenir di San Patrignano, percorso netto in 63,43. In terza posizione il lussemburghese Jürgen Ken su Attache, percorso netto 64,51. Al quarto posto l'inglese Michael Whittaker su Anderson Monsanta, percorso netto in 66,11, e al quinto posto l'irlandese Paul Darragh su Kililea, percorso netto 67,54. Dunque i cavalieri azzurri devono rimandare a una prossima data il primo successo pieno in questo concorso ippico romano, però va detto che nella giornata di oggi sono stati diversi i piazzamenti dei nostri azzurri, e vi ricordo anche il percorso netto in questo premio Il Messaggero di Stefano Cesaretto in sella a Luis col tempo di 72,79. Domani è giorno di Coppa, ci auguriamo di vedere l'equipe azzurra a buon livello contro 11 avversarie. Vi ripeto che fino a questo momento le varie categorie sono state vinte dal francese Pierre Durand, dall'inglese Michael Whittaker, dal belga Ludo Philippe Perz, dal tedesco Otto Becker, dal francese Hervé Godignon, e l'abbiamo visto poco fa, il premio Messaggero è stato appannaggio dell'intramontabile brasiliano Nelson Pessoa. L'appuntamento è per domani alle ore 15:30 per seguire la Coppa delle Nazioni. Per il momento è tutto da Piazza di Siena, a tutti la più cordiale buonasera. Al settimo posto un cavaliere francese, Yves Boss, su Norton de Rui, penalità 0,70 e 0,3. Ottavo